Buonasera Italia, siamo in diretta. No, non è vero niente, lo vedono fra un mese. Ok, allora, Giuseppe l'hai già conosciuto. E Giuseppe, no, ti avevo anticipato nel video di prima, no, che ha una storiella anche lui, insomma, interessante, carina da raccontare, da riassumersi. Sì, una cosa molto veloce per non annoiare. Sì. Quindi riassumiamo un po' quello che mi ha raccontato l'altra sera, insomma. Vediamo, dopo io taglio per i cosi morti, vai tranquillo. Quindi... No, del fatto che comunque avevamo un'attività commerciale, una gastronomia che ci impegnava 16-18 ore al giorno. Un lavoro normale. Un lavoro normale che è ben retribuito, perché tutto quello che si incassava praticamente davi trastato, affitto e cose. Alla fine ci siamo stancati proprio di lavorare per pagare l'affitto, le bollette, lo Stato e tutto il resto. Ti ci rivedi? E alla fine abbiamo detto: facciamo una cosa, facciamo ancora in tempo, vendiamo tutto, con il ricavato ci compriamo un camper e ce ne andiamo a vivere in camper. E così abbiamo deciso, abbiamo mollato tutto, stiamo sistemando un pochettino di cose, quella, la casa, tutto. Penso che per fine ottobre di comprare questo camper e poi... stiamo sai, il fatto che ti sei preparato già la roba, diciamo che sono 2 mesi che sto studiando tra tutti i siti, tutti i suoi video che mi hanno terrorizzato da 2 mesi. Ti ricordi la tavola che avevo fatto inizio video, no? Quando ero nell'ex casa, che avevo messo tutta la roba per mettere in camper? Lui ha già fatto lo stesso, quindi ha già smontato tutti i mobili, tutto quanto. Sì, adesso in casa stiamo con un tavolino di plastica, 2 sedie e la cucina da campeggio, perché ho dato via tutti i mobili, quindi stiamo lì, non manca molto. Da lì mi faceva vedere il camper, io ho visto un Laika che non te lo facciamo vedere perché poi sceglie di prendere quello, glielo ciulli. Diciamo un Laika fantastico, e lui che giustamente, insomma, deve ancora prendere il suo primo camper, quindi è un po' nuovo, tra virgolette, nel settore. Magari non apprezza, non capisce magari tanto le differenze tra un camper e l'altro, ma il Laika che ha visto... Cazzo ragazzi, una roba qui contro scatoli, è quello che aveva i 275 litri di acqua, tra l'altro, quell'Aika o no? No, era l'altro, quello prima. Però l'Aika era una disposizione stranissima, che praticamente non aveva la dinette face to face, non aveva la dinette normale, aveva una specie di dinette AL, esatto, con sto tavolino che poi lo ribassavi e ti faceva tipo salottino, oppure magari gli puoi mettere un piccolo cuscinetto sopra e lo usi per stravacarti, per buttarsi le gambe. E ci vuole quello. Figata, io quando l'ho visto ho detto cazzo che figata sto camper, ma bellissimo anche proprio come legno e tutto, una figata pazzesca. E dall'altra parte la cucina, aveva il forno, che per carità è relativo, può interessare o non interessare. È come però... la cucina di casa, con i 5 fuochi, il forno sotto. Il lavandino enorme, grande, rotondo, bello rotondo. Angolo era anche quello, sì. No, era piatto, sì. Però il piano dei fuochi che si chiudeva completo e andava al livello col lavandino, sì. Quindi aveva il piano unico come di lavoro. Cazzo, sì, roba intelligente, sì, quella. E il frigo grande, il garage bici, perché anche lui è appassionato di bicicletta più di me. Giustamente il garage è indispensabile, soprattutto lui ne voleva portare via 3, hai capito? Quindi quello aveva il garage, una bellissima disposizione, ma il cesso da sogno, tipo quel Granduca che abbiamo visto prima che io prendessi Pulmin, sai, quello della Renault, che io ho detto no perché non ha lo spazio per il bombolone e ha solo 2 basto. Gli interni erano, diciamo, come qualità e colore simili, il bagno una favola di bagno, veramente. Sì. Io ho detto guarda, quello tienitelo mirato che è una figata. Ho messo il memorizzato, perché lui giustamente, sottolineo giustamente, è fissato con i monoscocca, giustamente uno che usa il camper tutti i giorni, lo lascia fuori 365 giorni all'anno, ma soprattutto nella sua mente c'è il desiderio di tenerlo per sempre o comunque fino a fine avventura, finché uno non si rompe i coglioni. Giustamente non può prendere un camper, la spesa la fai una volta e basta, esatto. Non vorrei poi dover cambiare di nuova idea, cercare di vendere uno per comprare, diventerebbe una cosa un po' complicata. Anche perché abbiamo visto Scarosso insegna che poi venderli è una rottura dei coglioni. Soprattutto chi ci vive, poi chi ci va a vivere e ha un po' di passione e cura per le cose, inizia a spenderci un sacco di soldi. Vedi, io adesso andrò a spendere il sangue per i pannelli e tutto quanto. Qua dietro c'è... Ma per quello c'hai quella cicatrice qui, hai venduto un rene? Sì, ecco perché. Quindi ti manca un rene, è il clima qua dietro. Ecco. Sì, qua dietro c'è il clima che è
bene. Ho visto che non puoi neanche più bere, quindi anche il fegato. Esatto. Beh, l'amaretto di prima aveva chiuso un occhio, ok? La sgnappa. La sgnappa. Però capisci che dopo vendere ste robe ce l'hai nel culo. Abbiamo trovato anche certi camper con accessori da migliaia e migliaia di euro, cioè piedini elettrici. Dopo, per carità, dipende da quei piedini che monti, ma io ho sentito gente che ho conosciuto per strada che ce li avevano, ci siamo capiti, piedini, no, 400 euro, 4.000 i piedini elettrici autolivellati, quindi hai capito, sono cose che se dopo te dici ok, la mia casa per sempre eccetera, le spendi volentieri, le usi volentieri, però poi quando è il momento di venderle, se non trovi chi capisce che queste cose hanno un determinato valore, tu hai buttato via tanti di quei soldi. Perché di solito tante volte come le macchine, gli accessori non te li pagano. Ho capito, ma dipende anche che tipi di accessori. Cioè, nelle moto funziona un po' diverso. C'è una che ha il mono Hollins, che ha i dischi della braking e tante altre cose, centraline, devi trovare scarichi. L'appassionato. Sì, l'appassionato che ragiona. Se io, a me piacciono quelle cose, se io volessi venderli mi costerebbero molto di più del valore della moto. Idem i camper. Cioè, abbiamo trovato dei camper che il valore, come quella volta di Scarosso, è ben superiore a quello degli accessori che quello del camper, giustamente. Sì. Insomma. Io per quello sto cercando già tutto già accessoriato, e in modo che se ci aggiungi qualcosina, esempio se c'è già un pannello ce ne metti il secondo, se serve chiaramente, poi si vede, no? Sì. Poi c'è quel pensierino di quella pala eolica. Lui è fissato con la pala eolica, ho detto boh, non lo so. Non nel senso che non ci credo, però io su tutte le cose... dopo un po' di tempo che esistono guardo anche quante persone ce le hanno, cioè se la pala eolica effettivamente funzionasse, rapporto prestazioni costo e rotture di palle per tirarla su eccetera, tanta gente ce l'avrebbe. Io non ho mai conosciuto nessuno anche perché la devi sempre quindi... montare al momento, non la puoi lasciare fissa perché non... Cioè, se fosse una cosa rivoluzionaria ce l'avrebbero in tanti. Cioè, mi fa strano, non è una regola, cioè, non è una regola questa, per carità, è solo una mia supposizione. Io per però quello ho detto strano. Prima si prova con i pannelli, con le doppie batterie. I pannelli ce li hanno tutti, hanno i loro pro e contro i pannelli, perché col nuvolo i pannelli è come non averli praticamente. Però i pannelli ce li hanno tutti, i generatori ce li hanno tutti. Perché sta pala eolica non ce l'ha praticamente nessuno? Quello è il mio dubbio. Dopo, se la vedessi dal vivo di gente che ce l'ha e sto 2 o 3 giorni con sta persona qua e vedo come funziona, quanto carica eccetera, allora lì il discorso cambia. Ma il fatto di non poter constatare con mano e non c'è nessuno che ce l'ha mi fa dire boh, hai capito? Comunque, vabbè, insomma, per il discorso monoscocca suo, saltando così da un discorso all'altro senza spot pubblicitari in mezzo, effettivamente abbiamo notato che in tante camper adesso li descrivono come monoscocca, non sono in monoscocca, però hanno una specie di bel rinforzo nelle giunture, ossia le giunture sì ok, però davanti tipo 1 metro di vetroresina di tipo rinforzo, di guscio. Sì, hanno specie dagli angoli. Sì, tipo... effettivamente dici la pioggia lì non può battere, non può entrare. Sì, non sono 2 pareti giunte così. Cioè, ci saranno sicuramente sotto due pareti giunte e poi hanno una specie di scudo a vederlo, che vedendo la forma e tutto quanto dici beh effettivamente come fa a entrare l'acqua, cioè da sopra non c'ha forza, non ha la forza di gravità, come un tetto di casa entra. Diciamo, se cade l'acqua scende e scivola dai lati. Esatto, cioè spero di riuscire a spiegartelo, cioè sta specie, guarda, usiamo il power bank è il camper con molta fantasia, tanta fantasia, Qua c'è la giuntura, ok? Vedi qua è una parete, qua un'altra parete, e in questa parte qua c'è un bel pezzo di 1 metro che gli copre tutto l'angolo completamente, cioè, e quindi, boh, non lo so, magari se qualcuno ce l'ha ci può dare la testimonianza, sì, perché anche se sto video uscirà il giorno di San Casso, tu avrai già preso, sì. Quindi, le puntine al mondo è così, il problema. Va bene, dai. E così, insomma, altre cose da dire, niente. Boh, dopo io taglio ste robe qua. Quindi prima di passare i saluti vi ho detto, ricordami il nome della città? Selva di Fasano. E l'amico Giuseppe qua, hai visto, che ci ha portato in giro a Selva di Fasano, devo dire che è veramente un bellissimo posticino. C'è anche questa, come si dice, questo zoo safari, molto bello, molto grande da visitare. Non sei proprio vicino al mare, il mare lo vedi, però sarai a 40 km. No, meno. No. Sono da Fasano
Sono 10-12 km. Sì, e stava elettrica, hai visto che dal mare si vedeva? Di lusso. E allora, beh, sei tipo una bici elettrica, uno scooter, parcheggi qua che è calmissimo, bellissima la vista panoramica. E Poi oppure puoi parcheggiare sia alla selva di Fasano o anche giù allo Zoo Safari, puoi parcheggiare in libero, non è un problema. 10 km sono niente, però magari d'estate, sai, la ripidità, sì, beh, c'è la salitella. È diverso. Però insomma sono allo scooter, hai capito? No, un posto bello, consigliato. Non lo dico perché c'è lui in parte, te lo dico perché hai visto i video, quindi insomma vedi che è un bellissimo paesino, molto, molto tipico, no? Stavolta veramente posso mettere la parola tipico perché era proprio tipico. Veramente mi è piaciuto. Anche le ville che stavano belle particolari. E la colazione soprattutto. La colazione. Cioè, questo prendeva dagli altri, io dico, boh, che cazzo... Le carrube. Magari ce le abbiamo anche noi, da ignorante, però sinceramente... Non mi sembra. I corbezzoli pure sono belli. Non lo so, non mi sembra. I corbezzoli uguali, non mi sembra di averli mai visti. Oppure se li ho visti dalle nostre parti, ignorantemente li consideriamo come pianta ornamentale, hai capito? Perché può essere che magari li ho visti, però non ci metterei la mano nel fuoco. Qua avevo lui, mi ha detto, si mangiano, mangia, lo provo, ho visto l'ha mangiato anche lui, non è morto, ho detto, vabbè. Ciao Italia, come dire. Se volete passare qui dalla selva, il posto è bello. Potete parcheggiare vicino ai campi da tennis, è facile da trovare, il posto ce n'è, e poi passeggiate a piedi, qua escursioni, è abbastanza carino. Questa però era preparata, gli ho detto io. Mi ha detto lui, di così, questo. Io volevo dire un'altra cosa.